Comunque sono passate 2 ore da quando ho registrato il video e ho un po' più metabolizzato la cosa, perché credetemi che in quel momento là ero un po' un attimo, non sotto shock, però la prima volta che mi volevano rubare la merce in camion. Per fortuna che ho pesce e quindi chi è che si mette il calamaro in tasca? Vabbè. Fatto sta che comunque la polizia o i carabinieri non li ho chiamati, perché tanto comunque non ti dicono niente, perché alla fine cosa puoi fare? E purtroppo sappiamo che in questo paese, anche se avrei voluto difendermi, magari avevo un'arma in camion, volevo difendermi, non potevo, perché dovevo aspettare e capire se potevo agire in maniera proporzionata. Quindi ragazzi, in quel momento là per fortuna che non avevo l'arma, perché col cazzo me ne sarei fregato le palle della proporzionalità, ok? Io sarei sceso, bam bam e ciao. Invece vabbè, in Italia sappiamo come funziona, i criminali hanno sempre la meglio e d'altronde non so, farò un video più magari dettagliato, dedicato a quello che è successo e intanto ditemi cosa ne pensate, se anche a voi è capitato. Comunque sono nella zona di San Giuliano a Milano e c'è un parcheggio per i camion. Io ho 3 anni che vengo qua, non ho mai avuto problemi e stavolta è toccato a me. Comunque, per farvi capire la situazione, praticamente se vedete io qua ho una videocamera, ok? Solo che per accenderla devo accendere il quadro, e se accendo il quadro il camion fa un rumorino e quindi loro sono stupidi, si spaventano e io non potevo fare così. Quindi cosa facevo? Guardavo dal finestrino e infatti qua vedevo che c'era una macchina e questo ragazzo che poi girava e lo vedevo a piedi qua, e sono montati in macchina e sono andati via. Questa è la scena che ho visto quando praticamente dopo circa 1 minuto, 2 che ho sentito rumori strani, sono andato a guardare. Se avevo la telecamera attiva senza dover accendere, diciamo, il quadro, forse se li vedevo qua dietro magari avrei fatto retro, ma poi cosa sarebbe successo? Cioè sempre siamo là, cioè non sai neanche come agire a volte. E io capisco in certe situazioni, come il discorso di Mario Rogero che è andato là a sparare. Ragazzi, cioè in quel momento là non riesci a ragionare, cioè ti senti in pericolo. Come fai a pensare se in maniera proporzionale tu devi sparare o no, fare brigare? Cioè questa non ha senso. Ok, là si scappavano, quindi magari se scappavano e gli sparavo forse era sbagliato, ma in quel momento là che sei sotto attacco non ragioni, e qua la legge deve cambiare, perché non è possibile che non ci si può difendere